Aveva 30 anni, stava per rientrare in Italia e progettava il matrimonio per l'estate. Vittorio Iacovacci, carabiniere di Stanza Gorizia, è stato ucciso in Congo nell'attentato, costato la vita anche all'ambasciatore italiano. Prima ha tentato di uccidere la sorella, poi si è tolto la vita. Dramma a Monfalcone, dove un uomo di 86 anni ha colpito la testa alla donna novantenne all'origine del gesto, una difficile situazione familiare. 10 insegnanti delle medie a Fiume Veneto si sono presentati al lavoro mostrando cartelli con la scritta Privacy to Amors Mea e chiedono che il personale della scuola venga vaccinato al più presto. I furbetti del Cretellino non erano assenteisti, assolti i dipendenti dalla sovrintendenza. Il caso era scoppiato nel 2011 dopo un'indagine della finanza, coinvolte 40 persone, 34 assolte. Ancora tante assenze per Gotti in vista della Fiorentina, squalificati Musso, Zegara e Pereira, infortunio da valutare per Samir, ma Deulofeu potrebbe rientrare. Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. È costato la vita a un trentenne di Stanza a Gorizia, carabiniere Vittorio Iacovacci, l'attentato terroristico in Congo nel quale ha perso la vita anche l'ambasciatore italiano. Contava Iacovacci di rientrare in Italia nei prossimi giorni e aveva programmato per l'estate di sposare la sua fidanzata. C'è anche un carabiniere di Stanza Gorizia che stava programmando il matrimonio per la prossima estate tra le vittime dell'assalto a un convoglio ONU in Congo. Nell'attacco di un comando terroristico sono rimasti uccisi 2 nostri connazionali, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, appartenente al 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia, in servizio nel reparto isontino dal 2016. Insieme a loro è morto anche l'autista del mezzo su cui viaggiavano. Vittorio Iacovacci era originario di Sonnino, in provincia di Latina, aveva prestato servizio anche alla Folgore. Sarebbe dovuto rientrare in Italia tra pochi giorni, nel mese di marzo. Era partito per il Congo a settembre. Era fidanzato e stava programmando le nozze per quest'estate. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di Attanasio Iacovacci. Nel procedimento, coordinato dal procuratore capo Michele Prestipino, lo stesso magistrato che ha condotto l'inchiesta sull'uccisione al Cairo di Giulio Regeni, si procede per sequestro di persona con finalità di terrorismo. I magistrati capitolini, che hanno competenza per i reati, hanno delegato le indagini ai carabinieri del Ross. Questi ultimi partiranno domani alla volta di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, per affiancare gli investigatori locali. Non sono in grado di parlare per il dolore. Vittorio era un bravissimo ragazzo, un ragazzo come gli altri, amava il calcio e la sua fidanzata. Così Marco Iacovacci, zio di Vittorio. Il fratello Dario è in missione per la Marina, un uomo votato alla causa e di grande professionalità. Così i colleghi di Gorizia. Cordoglio è stato espresso dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha parlato di un gravissimo attacco contro chi in quel paese opera per la pace. Fedriga ha espresso le condoglianze alle famiglie dell'ambasciatore italiano e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zannin ha parlato di una tragedia immensa che provoca dolore e sconcerto e fa impressione che l'attacco sia stato contro un convoglio delle Nazioni Unite che operano per cercare di stabilizzare la situazione politica e sociale nella Repubblica Democratica del Congo. A Gorizia sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Vittorio Iacovacci. Il sindaco Ziberna ha espresso il cordoglio della città che si stringe nel dolore. Una gravissima perdita, un lutto non solamente per il Friuli Venezia Giulia, per tutta l'Italia, un giovane di Stanza Gorizia. È una tragedia, la prima cosa a cui ho pensato è stata quella dei genitori che hanno ricevuto stamane una telefonata per dire vostro figlio è morto, una cosa agghiacciante che fa caponare la pelle. Ecco il motivo per cui ho mandato subito un messaggio al comandante del 13° Reggimento, al comandante generale del Friuli Venezia Giulia dell'Arma, delle Tre Venezie, e al nuovo comandante generale dell'Arma con sede a Roma. Ho rappresentato la vicinanza della città, naturalmente mia personale, un ragazzo che fra pochi giorni avrebbe compiuto 31 anni. E dico grazie al cielo che non aveva figli, perché si sarebbe aggiunta tragedia su tragedia. Spezza sempre il cuore, qualunque sia l'età della persona che ci lascia, che abbia 100 anni o 90 anni o 80 anni.
31 anni ancora di più, perché aveva tutta la vita davanti a sé. Un dramma che ha colpito profondamente la nostra comunità, dunque così il sindaco di Gorizia. Ma andiamo a Monfalcone, prima tentato di ammazzare la sorella, poi si è tolto la vita. Un uomo di 86 anni ha cercato di uccidere la sorella novantenne colpendola alla testa con un corpo contundente. È successo tra le 18 e le 19 di ieri in un'abitazione di piazza Dante Alighieri a Monfalcone. I due abitavano in due appartamenti attigui nella stessa palazzina, avevano un ottimo rapporto familiare e non risultano in passato situazioni di dissidio. Un recente intervento chirurgico cui si era sottoposto il pensionato l'aveva fatto cadere in una situazione di grande preoccupazione per il futuro suo e della sorella, ed è probabilmente questa situazione di profondo malessere che ha maturato la scelta di porre fine alla loro vita. L'arrivo degli agenti, la donna è stata trovata in una pozza di sangue ed è stata trasportata d'urgenza al Cattinara di Trieste, dove si trova in gravissime condizioni. L'uomo è stato invece trovato nel suo alloggio con un sacchetto di nylon in testa. La coppia, che soffriva di patologie serie, era assistita da due badanti che si davano il turno, ed è stata proprio una di loro che ha dato l'allarme dopo aver trovato l'anziana donna a terra. E sarebbe stata la situazione familiare complessa appunto a dare inizio alla violenza e al tragico tentativo di omicidio e suicidio. Su questa pista stanno indagando gli inquirenti coordinati dalla Procura di Gorizia. Un dramma, quello che si è consumato a Monfalcone. Sì, un dramma familiare su cui si sta ancora indagando, sebbene quello che si può valutare come plausibile è una pista legata probabilmente a una situazione critica, familiare. Entrambi i soggetti erano piuttosto anziani, con delle patologie, e che quindi potrebbe essere molto concretamente riconducibile a un tentativo di omicidio con suicidio. State ancora indagando, coordinati naturalmente dalla Procura di Gorizia. La Procura di Gorizia, come sempre, siamo sotto la sua egida, e insieme alla magistratura porremo poi tutti gli elementi informativi per verificare eventuali dubbi, sebbene, ripeto, non posso entrare nei particolari, non è neanche compito mio, ma molto concretamente riconducibile a una problematica interna, drammatica, familiare. La signora permane in condizioni critiche all'ospedale di Cattinara. Proprio così, in neurochirurgia a Trieste, dove c'è una branca specialistica proprio all'ospedale di Cattinara. E il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, ha parlato di una tragedia che ha scosso e colpito profondamente la comunità. Ha detto: siamo vicini ai parenti ma anche a tutte le persone che soffrono, perché ce ne sono veramente tante e il Covid non ha aiutato. Cisinta sottolinea come i due fratelli non fossero seguiti dai servizi sociali e come non fossero mai emerse problematiche di alcun tipo tra di loro. Veniamo alle misure anti-Covid, divieto di spostamento tra regioni che viene prorogato al 27 marzo, confermando la deroga per le visite ai parenti. Dopo il confronto di ieri sera con i ministri Speranza e Gelmini, Federica si è detto soddisfatto per l'impegno del governo a comunicare le nuove misure restrittive con una settimana di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Con il 6 marzo cambieranno anche i sistemi di classificazione del rischio delle regioni. Il sistema dei colori viene confermato, ma i parametri per stabilire il livello di rischio delle singole regioni, così come da tempo richiesto dai territori, potrebbe essere modificato già con il prossimo DPCM. È questo l'orientamento del governo di Mario Draghi, intenzionato ad affiancare alle misure di natura sanitaria quelle economiche, quindi i ristori. Il divieto di spostamento tra regioni viene prorogato per 30 giorni fino al 27 marzo. In questa decisione hanno pesato molto le varianti del virus in circolazione. Restano anche consentite entro i confini regionali le visite ai parenti, ma solo nelle zone gialle e arancioni. Nessuna deroga al divieto di spostamento nelle zone rosse. In vista della scadenza, il 5 marzo, del DPCM attualmente in vigore, il governo sta lavorando alle misure restrittive valide dal 6 marzo. Draghi ha assicurato che i provvedimenti saranno comunicati con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore. Non ci sarebbero al momento le condizioni per ipotizzare una riapertura di bar e ristoranti la sera.
L'analisi e il confronto su quali settori debbano essere riaperti e quali invece è necessario restino chiusi sono stati improntati alla ragionevolezza, tenendo conto che alcune di queste attività sono ferme da mesi, ha detto ieri sera il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, al termine del confronto con i ministri per gli affari regionali Gelmini e della Salute Speranza. Fedriga ha sottolineato l'importanza, condivisa da tutti i presidenti di regione, di un cambio di passo per la campagna vaccinale e ha posto l'accento sulla necessità di una comunicazione delle misure restrittive compatibile con le esigenze organizzative delle categorie interessate dalle misure. In Friuli Venezia Giulia sono 145 i contagi emersi nelle ultime 24 ore, di questi 114 trovati attraverso 1735 tamponi molecolari, 6,57 l'indice di positività. Altri 31 contagi sono stati individuati invece attraverso 1122 test rapidi, dai quali è emerso un indice di contagio pari al 2,76%. I decessi con Covid in giornata sono 11, scendono a 56 pazienti in terapia intensiva, stabili quelli in altri reparti, 350, 8.885 sono i corregionali in quarantena obbligatoria. La circolazione di varianti del Covid intanto induce i dipartimenti sanitari a assumere tutte le misure precauzionali possibili per contenere la diffusione del virus, così come sta accadendo nell'Istituto Comprensivo di Gradisca. Lo ha detto il vice governatore Riccardi, che attacca poi la burocrazia per la questione privacy sollevata sul vaccino agli insegnanti. Continua la protesta delle famiglie dei 500 alunni delle scuole di Gradisca messi in quarantena fino al prossimo 8 marzo per il focolaio di Covid emerso all'interno dell'istituto comprensivo. La Regione rimarca che ha preso tutte le misure precauzionali visto l'emergere di varianti del virus. La precauzione che i dipartimenti di prevenzione hanno adottato va nella direzione della sicurezza delle persone. Le varianti e le mutazioni sono il problema di questi giorni, quindi noi dobbiamo essere particolarmente attenti. Il vicegovernatore attacca la burocrazia per quanto riguarda la questione privacy sollevata da alcuni insegnanti nella destra tagliamento nella prenotazione dei vaccini. Evidentemente questo Paese viene travolto dalla burocrazia anche in fase di emergenza. Secondo me non viviamo una condizione normale, non è accettabile che circolari di questo genere o prese di posizione di questo genere addirittura mettano in discussione un programma dell'intervento vaccinale che è l'unico vero strumento di contrasto al virus. Io mi auguro che questo Paese cambi passo da questo punto di vista. E con lo Stato è partita aperta anche per il ruolo che possono avere le regioni in tema di modifiche ai parametri di valutazione per stabilire norme più o meno restrittive. Noi abbiamo chiesto con forza anche una precisazione scientifica legata più ai luoghi nei quali c'è il rischio del contagio che genericamente a delle aree nelle quali si ragiona di confini territoriali che non hanno molto senso. Quindi io penso che su questo il governo e le regioni lavoreranno nei prossimi giorni e tutti ci auguriamo di avere un sistema di monitoraggio molto più adeguato e puntuale e che un'evidenza scientifica che le regioni hanno chiesto al governo. E a Fiume Veneto oggi 10 insegnanti della scuola media si sono presentati con dei cartelli con la scritta "Privacy tua, mors mea, no omertà, sì vaccino". Subito il vaccino, questione di vita o di morte, lo chiedono e lo scrivono 10 insegnanti della scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Bagellardo di Fiume Veneto, che questa mattina sono andati a scuola con alcuni cartelli per chiedere tutele sul fronte sanitario, dopo che alcune complicazioni burocratiche, anche sul fronte della privacy, hanno fatto slittare la vaccinazione in Friuli Venezia Giulia per il personale della scuola. Una protesta che ha visto campeggiare sui cartelli la scritta "Privacy tua, mors mea, no omertà, sì vaccino". Sostegno agli insegnanti di Fiume Veneto è stato espresso dalla CGIL Funzione Pubblica di Pordenone con Mario Bellomo, che spiega come i docenti debbano essere tutelati e i ritardi provocati dal pasticcio burocratico si faranno sentire. Intanto la Regione ha trovato una soluzione. Da domani partiranno le prenotazioni attraverso CUP e farmacie per i vaccini al mondo della scuola. Una vicenda seguita da vicino anche dalla CISL Scuola, che ora chiede anche una campagna informativa sul vaccino e sulle possibili conseguenze, visto che molti tra insegnanti e bidelli hanno espresso qualche preoccupazione in merito. E pronti a somministrare il vaccino i medici di famiglia delle Friuli Venezia Giulia, ma le dosi non sono sufficienti.
I medici di medicina generale sono pronti a scendere in campo per somministrare i vaccini anti-Covid, ma al momento, per il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, il problema maggiore è rappresentato dalla mancanza di vaccini. I vaccini arrivano, ma sono in quantità ridotta, per cui non permettono per adesso di provvedere a una vaccinazione di massa. Noi siamo sempre stati disponibili a somministrare i vaccini, le campagne anti-influenzale e antipneumococcica ormai da anni ci vedono in prima linea per la somministrazione dei vaccini. Questi vaccini qui sono un pochettino più critici, però insomma non rappresentano delle situazioni insormontabili, basta lavorare un po' sull'organizzazione e noi saremo certamente in grado di dare una mano. L'Ordine dei Medici che cosa può fare? Noi abbiamo sollecitato come Ordine dei Medici e come Federazione Nazionale degli Ordini un'eventuale conversione di quelle che possono essere le attività a livello diciamo delle fabbriche, delle strutture farmaceutiche per convertire la loro produzione e produrre il vaccino in proprio. Ma per questo ci dovrebbe essere al di sopra una regolamentazione che possa superare il problema dei brevetti. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. I dipendenti della sovrintendenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, che erano stati accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falso in atto pubblico. La decisione oggi del giudice monocratico Massimo Tomassini del Tribunale di Trieste al termine di un processo che coinvolgeva 34 imputati impiegati presunti assenteisti. Alcune posizioni non sono giunte a processo avendo scelto il patteggiamento o il rito abbreviato, altri erano stati assolti. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto la soluzione dall'accusa di falso e la prescrizione per la truffa aggravata. In un processo che era iniziato a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza nel 2011 che aveva coinvolto circa 40 dipendenti della sovrintendenza, allora in circa 100 giorni di accertamenti l'attività delle Fiamme Gialle aveva fatto emergere che gli impiegati uscivano dagli uffici senza timbrare il cartellino elettronico, alcuni per andare a fare spese al supermercato o a svolgere commissioni private, con ore di assenza che variavano per ciascun indagato da un massimo di 110 a un minimo di alcune ore. Il giudice ha assolto gli imputati con la formula del vecchio dubbio, ma c'è una soluzione piena perché il fatto non sussiste, ha affermato l'avvocato Paolo Pacileo, legale difensore di 6 imputati, spiegando che non sono emerse prove convincenti per dire che il reato è stato commesso. 5 persone sono finite in ospedale la scorsa notte dopo essere rimaste leggermente intossicate per aver inalato il fumo dalla combustione di un incendio che si è sviluppato nell'abitazione di via Casarsa a Codroipo attorno all'1:30. A prendere fuoco per cause di natura elettrica è stata la lavastoviglie. Il trasporto aereo del Friuli Venezia Giulia è in ginocchio. Il grido di allarme della FIT CISL regionale che parla di una crisi senza precedenti per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, per il quale si rende ormai necessario intervenire a tutela dei livelli di occupazione e del reddito dei lavoratori. A pagare il prezzo salatissimo della pandemia, spiega il sindacalista Antonio Pittelli, non è solo il centinaio di dipendenti dell'aeroporto di Ronchi, ma tutto l'indotto che vi gravita attorno e che conta almeno 500 addetti. L'invito della sigla di categoria è che quanto prima il tema per il rilancio del settore entri nell'agenda regionale del nuovo governo. A Udine la sede della Protezione Civile è stata intitolata a Giuseppe Zamberletti. È dalla cruda realtà del sisma del Friuli che nasce il suo e oggi nostro insostituibile volontariato organizzato di protezione civile. È quanto scritto sulla targa dedicata al padre della protezione civile Giuseppe Zamberletti, apposta all'ingresso della sede di Udine in Piazzale Unità d'Italia, in occasione della cerimonia per il 30° di fondazione del gruppo comunale del capoluogo friulano che risale alla fine del febbraio del 1991. Il primo intervento fu eseguito l'11 marzo dello stesso anno in via Buttrio con il disinnesco d'un ordigno bellico rinvenuto casualmente in un cantiere edile. In quei giorni partirono riunioni di sensibilizzazione che portarono al reclutamento dei primi 90 volontari.
Nel corso della cerimonia sono stati ricordati i momenti significativi che hanno caratterizzato la crescita del gruppo comunale e si è puntato sul futuro, come nel caso del sindaco Pietro Fontanini, che ha evidenziato uno dei prossimi traguardi da raggiungere, tra i quali la nuova sede di Udine, per la cui realizzazione la Regione ha già concesso una prima tranche di finanziamento. Dal canto suo, il vice governatore Riccardo Riccardi ha sottolineato due insegnamenti preziosi che l'onorevole Zamberletti ha lasciato, quali l'importanza della prevenzione, l'intuizione e la conquista della protezione civile europea ottenuta grazie al suo lavoro. Il vice governatore ha evidenziato la necessità di allargare sempre di più le competenze per fronteggiare anche altre emergenze che non riguardano solo gli aspetti legati al rischio fisico, come ha dimostrato la pandemia. L'emergenza sanitaria, ha detto, ha aperto un fronte d'assistenza delle persone che è ancora molto più ampio e complesso rispetto alla gestione delle catastrofi naturali. E restando a Udine, nel giro di 2 anni potrebbe essere pronta una nuova sede per l'ITS Malignani all'interno dell'area della ex caserma Osoppo. L'amministrazione comunale di Udine punta sulla caserma Osoppo per realizzare all'interno dell'area la sede dell'ITS del Malignani. È di oggi la notizia che il comune partecipa a un bando europeo per avere i finanziamenti necessari. Abbiamo già presentato la domanda, secondo quanto ci stanno dicendo, perché siamo in partner con la Spagna, le prospettive sono buone, quindi dovremo ottenere questo finanziamento importante per realizzare all'interno della caserma Osoppo la nuova sede di questa scuola. Oltre alla scuola faremo anche un deposito importante per gli archivi, che è una cosa che serve all'amministrazione comunale, ma l'elemento forte di questa idea, di questo progetto europeo, che impegna anche con un consistente finanziamento di milioni, è quello di realizzare proprio il nuovo istituto superiore per i periti. Anche alla luce di quanto sta dicendo il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi, che ha detto che bisogna potenziare i diplomati, bisogna dare ai diplomati che escono dalle nostre scuole maggiori conoscenze e maggiori capacità. Sono tutti elementi per cui Udine si sta preparando proprio per fare un salto di qualità. E lei ritiene che questo progetto possa essere portato a termine entro quando? Ma è chiaro che arriveranno i finanziamenti, la superficie c'è, lo spazio c'è, quindi un paio d'anni io penso che la scuola potrebbe essere realizzata. A Udine sono oltre 200 le colonie feline censite, secondo la consigliera di minoranza Cinzia Del Torre, un servizio che viene ostacolato dal comune che avrebbe chiesto l'ISEE ai volontari, ma stando alla consigliera Basaldella non esiste alcun documento ufficiale, solo una bozza interna per migliorare un servizio che al momento non è efficiente. Da giorni il comune di Udine ha stabilito di chiedere all'ISEE ai volontari che si occupano delle colonie feline, prima di fornire loro il cibo per i gatti, a dirlo la consigliera comunale del Partito Democratico Cinzia Del Torre. L'amministrazione e l'ufficio che acquista il cibo per i gatti ha dato indicazioni all'ufficio che lo distribuisce, che è un ufficio diverso, con una lettera interna protocollata di di distribuire il cibo previa presentazione dell'ISEE da parte dei volontari. Al momento non c'è un documento ufficiale. Io non ce l'ho perché ho fatto accesso atti per averlo. Ma quello che mi è stato detto è che c'è dall'interno del comune che esiste una lettera scritta, protocollata e firmata dal dirigente competente, il quale dà indicazioni di richiedere appunto l'ISEE all'ufficio che deve distribuire il cibo. Pronta la replica da parte della consigliera di maggioranza Claudia Basaldella, che non nega la volontà di regolamentare il cibo per le colonie, ma al momento non c'è un documento ufficiale. Una nota interna tra due uffici, cioè l'anagrafe canina e l'ufficio del verde pubblico, di una dipendente che è la signora che si occupa della distribuzione del mangime per le colonie feline. C'è la volontà, e si sta parlando già da mesi, di trovare dei punti su cui basare questa distribuzione, dal momento che è emerso che non è un sistema efficace per come è gestito al momento. A me non era stato riferito nulla, è piacere che la consigliera di opposizione fosse venuta a saperlo prima di me, e questo, voglio dire, sì, fa riflettere anche sul fatto di come operano certi uffici, certi dipendenti comunali.
Questa sera anche il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si unirà all'appello lanciato dal settore, si illuminerà con immagini che lo ritraggono nel pieno dell'attività per sensibilizzare il pubblico sullo stato di sofferenza e di emergenza nel quale vivono tutti i teatri italiani. Una chiusura che brucia e pesa come un macigno, vissuta nell'attesa che il teatro, anche se con un pubblico contingentato, ritorni il più presto possibile a una parvenza di normalità. Le situazioni sono diverse non solo da paese a paese, ma anche da zona a zona dell'Italia, quindi bisognerebbe verificare di volta in volta dove c'è il rischio. Lo si sta facendo per moltissime altre attività, come è giusto che sia, e si è creata una certa flessibilità che tutto sommato ci consente di sopravvivere. I teatri, lo spettacolo dal vivo in genere, hanno bisogno di ricominciare a lavorare. Stasera, insieme a tutti gli altri teatri, continueremo a fare altre proiezioni. È soltanto un segno, sia chiaro, ma è necessario perché mentre una buona parte dell'opinione pubblica capisce che non c'è un conflitto fra l'attività dello spettacolo dal vivo, dei teatri e dei cinema e la tutela della salute, perché sia chiaro, noi vogliamo contribuire alla tutela della salute, non siamo irresponsabili. Non si ripeta un altro blocco, perché veramente da una situazione che è drammatica già da tempo entreremmo in una situazione molto tragica e forse senza possibilità di recupero. Bisogna anche tener presente che nel momento in cui si deciderà di riaprire l'attività dei teatri, dei cinema, degli spettacoli, questo non si potrà fare in 1 o 2 giorni, perché ad esempio noi abbiamo dei programmi che vengono aggiornati in continuazione per essere pronti a ripartire, ma abbiamo bisogno di informare il pubblico, di vendere biglietti, e quindi la biglietteria ha bisogno di un preavviso di almeno 20 giorni, se non di un mese. E proprio aderendo all'iniziativa Riaccendiamo i teatri, il Mittelfest di Cividale ha acceso le luci della sua sede operativa per chiedere la riattivazione del settore, la riapertura delle platee al pubblico, oltre al Teatro Giovanni da Udine, anche il Politeama Rossetti di Trieste, il Teatro Verdi di Pordenone. Questa sera saranno illuminati, così come i teatri del circuito ERT. E siamo allo sport, tra poco in Sport FVG parleremo di Udinese e delle diverse squalifiche che da domani saranno ufficiali, che renderanno difficile il lavoro di Gotti in vista della Fiorentina. Mancheranno Zeghela, Pereira e Musso, ma si spera di recuperare Deulofeu. Parleremo non solo di questo, ma anche di Pordenone, del Tavagnacco, che è arrivato alla 6ª vittoria consecutiva e si avvicina sempre di più alla vetta, e poi del basket, con un fine settimana di vittorie per il basket regionale. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Vi ricordo dopo Sport FVG anche l'appuntamento con il meteo. Buona serata a tutti voi.